Il governatore Fedriga ha oggi siglato un importante accordo con il governo ungherese che riguarda l'autorità del sistema portuale di Trieste, ma soprattutto lo sviluppo di un'area, l'ex Teseco, che attualmente deve essere bonificata e quindi un investimento importante per lo sviluppo e per la visione del territorio. Sì, è un investimento che raggiungerà i 100 milioni di euro, ma un investimento che devo dire non riguarda soltanto l'area Teseco, quindi l'area legata al porto di Trieste, ma favorirà tutto il sistema logistico del Friuli Venezia Giulia, dal porto di Trieste dove si insedia questa realtà, ma penso all'interporto di Cervignano, a Gorizia, a Pordenone, perché questo è un vantaggio per il sistema logistico Friuli Venezia Giulia. Vuol dire che noi iniziamo a riacquisire quella centralità all'interno del centro Europa e dell'est Europa che è consona al porto di Trieste perché è la sua vocazione e al sistema logistico del Friuli Venezia Giulia. Un'opportunità di crescita, di nuovi investimenti, di nuove opportunità occupazionali. E che in futuro vedrà la regione Friuli Venezia Giulia impegnata in una missione in Ungheria nella quale si cercherà di portare a casa degli accordi che favoriscono le imprese regionali. Noi a settembre andremo in una prima missione in Ungheria proprio per favorire questo interscambio, che vuol dire anche investimenti del nostro paese per favorire lo sviluppo delle nostre imprese. Penso per esempio a investimenti del Friuli Venezia Giulia in Ungheria e dell'Ungheria a nuovi investimenti in Friuli Venezia Giulia. Queste relazioni molto forti che ci sono con l'Ungheria permettono di sfruttare delle opportunità estremamente interessanti anche nel confronto con il resto del mondo, perché se riusciamo a fare questo sistema centroeuropeo che lavora insieme, si confronta insieme con il resto del mondo, vuol dire essere più forti e avere più occasioni.